Vi faccio una domanda. Abbiamo mai avuto l'impressione che gli altri veneti siamo diversi da chi altri, con un'altra identità? Ne vorrà capitare a tutti in famiglia di baccagliare questo argomento. Nel senso, forse che vuol dire identità veneta? Cioè, che c'è chi che pensa che gli altri veneti che avevano un'identità diversa, che sia una nazione a parte addirittura, ma parlando di nazione veneta e di veneticità, cosa che vuol dire nazione? Una nazione per essere tale che bisogna di alcuni elementi che la renda differente da che altre. Di solito la cultura, la lingua, l'etnia, la religione, le tradizioni, questi sono gli elementi che caratterizzano una nazione. Nei Balcani, per esempio, i serbi e i croati che parlano la stessa lingua, però la differenza è che i croati sono cattolici e i serbi ortodossi. E anche i bosniaci parlano la stessa lingua, ma sono musulmani. Ma in definitiva l'elemento indispensabile che caratterizza un popolo, è il sentimento di assocenza, il sentimento di appartenenza. Capita spesso che si confonda la nazionalità con la cittadinanza. La cittadinanza è uno status giuridico, che ti può essere cittadino di uno stato, ma questo non vuol dire che ti senta quella cittadinanza corrispondente alla tua nazionalità. Per esempio in Bosnia, che c'è serbi, bosniaci e croati, tre nazionalità, ma tutti gli abitanti che hanno la cittadinanza bosniaca. Cioè la nazionalità è più complessa, cioè raramente, ma proprio raramente i confini amministrativi dello Stato, della regione, della provincia, corrisponde al territorio storico di un popolo, di una nazione. Per esempio, Picciaro sono le minoranze nazionali o popoli senza Stato. Per esempio, in America, che c'è una nazione indigena che ha la sua regione autonoma, ma questa si trova a metà tra il confine statunitense e canadese. Ma in questa regione autonoma, anche se c'è a frontiera dentro, non che c'è dogane o frontiere dentro la regione, perché questo è il diritto di unità politica e economica della sta minoranza nazionale, di questo popolo. E o altri si devono domandare, ma tutto questo discorso per cosa? Per arrivare dove? Per arrivare al fatto che noi altri veneti, con lo status di minoranza nazionale, si dovrebbe avere lo stesso trattamento di unità politica e economica con l'Istria, con la Dalmazia. Se io mai stai in Lombardia orientale, a Trento o in Friuli, Venezia, Giulia, sapevi per certo che chi vi dice che il popolo veneto corrisponde alla regione Veneto non si deve contare la giusta.